Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua nel nostro consueto appuntamento del lunedì con gli a tu per tu Instagram. Ragazzi, oggi abbiamo un ospite argentino. Abbiamo con noi l'attaccante del Troina, Lautaro Fernandez. Adesso aspettiamo che arrivi qua in diretta il nostro bomber sudamericano. Eccolo lì che lo vedo. Lo andiamo a invitare a partecipare insieme a noi a questa diretta. Intanto vi dico anche che stiamo Sicula Leonzio perché diciamo ci sono vari dubbi sulla posizione della Sicula Leonzio per quanto riguarda. Eccolo là, ciao Bomber! Ciao Vittorio, come stai? Io tutto bene, intanto complimenti per la location, sembri nella savana, spettacolo. Va bene, grazie. Allora, stavo dicendo, Lautaro, prima di venire a noi e di cominciare, che c'è un dubbio sulla posizione della Sicula Leonzio perché inizialmente si era detto che era salva, quindi non dovesse disputare il play-out secco, invece adesso sembra che sia costretta a luglio a disputare una gara secca contro il Bisceglie. Quindi ragazzi stiamo verificando, abbiamo attivato i nostri canali, presto vi diremo di più sul destino della Sicula Leonzio. Scusami Lautaro per questa, diciamo, doverosa deviazione. Adesso andiamo a noi. Intanto so che sei a Catania oggi. Sì, sì, sono a Catania che sono venuto a casa di un mio amico, quindi sono qui. Lautaro, il coronavirus t'ha bloccato in Sicilia, non ti ha fatto tornare in Argentina dopo il finale di stagione. Sì, sì, veramente siamo rimasti qua con l'altro compagno mio, Manu, che siamo tutti e due argentini e abbiamo dovuto restare qua per forza perché in Argentina è tutto bloccato, aeroporti, voli, è un po' un casino la situazione. Diciamo che manca la famiglia, però in Sicilia si sta bene. Sì, sì, mi manca, ma loro sono venuti a dicembre a trovarmi. Abbiamo fatto Natale, Capodanno, quindi l'ho visto da poco. Ma qui in Sicilia sto bene, ho amici, quindi si sta bene, dai. Si sta meglio in Sicilia o in Spagna? Tutti e due belli veramente, ma qui in Sicilia ho più amici, quindi meglio qui. Ma cosa mangi? Gli arancini? Ti piacciono gli arancini? Sì, sì, buonissimi, al ragù, spettacolare. Meglio gli arancini o l'asado? No, l'asado, La- dai. L'asado non si tocca per voi Sì, argentini. sì, no, no, non si tocca. Ma lo fate lì a Troina qualche grigliata ogni tanto? No, qui che vengo da mio amico trovo la carne giusta, se la tagliano giusto come noi mangiamo l'assado, quindi lo facciamo qualche volta. Intanto vedo che si è collegato anche Ezechiel Melillo, tuo ex compagno di squadra. Eccolo là, Ah, ti sì, saluta. sì, Libellula gol. lo saluto, un grande Melillo. Libellula cos'è? Il tuo soprannome? No, no, loro mi scherzano e mi dicono così, ma non è il mio soprannome. Che là è un soprannome, visto che tutti gli argentini, io seguendo Stefano Borghi, avevo tutti il Flaco, tutti questi... No, 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 mai ho Non ce, avuto. non ce No, l'hai no, 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 il soprannome. no. Ecco, Ezechiel Melillo ci dice compagno di Asado. Diciamo che quando eravate al Troina tutti insieme, tu, Vasquez, Melillo, Certo, Otvale, Facundo, poi Mariano. Mariano, cioè, eravate tanti. Sì, sì, in Serie D eravamo, non lo so, qualche 12 così, tantissimi, tantissimi. Tutti a fare grigliate lì a Troina, eh? Sì, Ma il mate invece? no, il mate è buonissimo, spettacolare. Io lo prendo qua a Catania pure si trova la cerva, quella buona, quella giusta, quindi lo bevo sempre io. Catania è, diciamo, la patria degli argentini. Te lo ricordi quel Catania tu con Simeone, con Sì, Papu Gomez? certo, c'erano troppi, Papu Gomez, C'era Andujar, c'era Isco, Andujar, sì, sì, tanti, tanti. Ezequiel Bergesio, Carboni. sì, 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 me lo ricordo, bellissimo in Serie A, ha fatto bene, bene, bene. Tanto Ezechiel Melillo ci dice che dovete fare di nuovo la stessa squadra. Magari, non Ezechiel, si sa. ti do un suggerimento, andiamo tutti ad Acireale, lì c'è già Rizzo, c'è già Otvale, ci vanno anche Lautaro e Melillo, c'è già Otvale, quindi siamo a posto. Andiamo tutti ad Acireale, Lautaro, che ne pensi? No, no, ancora non si sa niente, ancora dobbiamo chiudere questa, che, che dobbiamo fare cosa capiterà, cosa decidono di fare anche per questo prossimo campionato, ancora ci deve valutare tutto questo. Però intanto per la Serie D, la notizia è proprio di pochi minuti fa,
saranno promosse le prime di ogni girone, quindi nel girone I sarà promosso il Palermo, mentre saranno retrocesse le ultime quattro, quindi il Marsala andrà in Serie D. Adesso vado a memoria col San Tommaso, non mi ricordo le ultime in classifica, comunque diciamo le ultime quattro di ogni girone andranno in Serie D, quindi diciamo quest'anno ormai è concluso, Lautaro Bomber. Il bilancio tuo è super positivo, tuo del Troina, cioè con una squadra di giovani avete fatto un campionato pazzesco. Sì, io veramente non me lo immaginavo, veramente non me lo immaginavo. Quando mi ha chiamato Boncore a inizio stagione, io pensavo che era un pazzo, veramente, perché lui voleva fare una squadra di giovane, con alcuni grandi, mi ha detto che la salvezza c'era. Ma abbiamo lavorato tanto, il gruppo fantastico veramente, lui troppo preparato, un uomo eccezionale, quindi con me è stato veramente buono scegliere questo progetto. Ma io con qualsiasi ragazzo del Torino con cui parlo, ho parlato per esempio per ultimo con Zaccaria da Cunè, tutti mi dite la stessa cosa, cioè questo Boncore è praticamente un padre per voi. Sì, Mister Boncore che tra l'altro è un amico, è palermitano come me. Quali sono i pregi di Mister Boncore? no, lui non ti fa mollare mai, tutte le settimane è dietro di te, è un assatanato lì, vuole vincere tutte le partite, su ogni campo le prepara uguali, quindi non ti fa mollare. Anche se vinci, cioè, devi pensare alla prossima domenica a vincere di nuovo, questo è bello. Tanto c'è anche Mariano del Colle che ci segue. Grande Non Mariano, gli puoi dire niente. un abbraccio grande Mariano. Qualche cross te lo faceva Mariano. Sì, con lui ho giocato pure in Argentina, ci conosciamo da quando avevamo 11 anni, siamo amici da tanto tempo. Ci racconti la tua storia calcistica in Argentina? Tu sei tifoso del River o del Boca intanto? No, no, di nessuno, di San Lorenzo. Io. San Lorenzo. Sì, 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 Qual è sì. la tua storia, diciamo, com'è che ti appassioni al calcio? No, io da piccolo sempre ho giocato, da quando avevo 4 anni, ma ho girato un po' in tante squadre in Argentina nel settore giovanile. Dopo, quando sono diventato più grande, a 15 anni sono venuto in Italia per fare provine in diverse squadre. Sono stato un po' a Napoli, ma non aveva documenti in quel momento, non aveva la cittadinanza italiana, quindi era difficile per me restare anche perché era minorenne. Quindi mi sono dovuto tornare in Argentina e sono andato in All Boys, che Mm. lì ho fatto l'esordio pure in Serie A, e ho stato lì 2 anni e dopo ho giocato in una squadra di Serie C che si chiama Platense e dopo sono venuti qua al Troina in eccellenza nel 2016. Tu dicevi, ti parlavi di Napoli, diciamo che per voi argentini Napoli è un po' un'istituzione, ci ha giocato prima Maradona e poi, anche se non è paragonabile, anche Lavezzi, però diciamo il Napoli di Maradona per voi argentini, che soprattutto che venite in Italia, è un'istituzione. Sì, a me piace tanto Napoli anche per il tifo, la città, bello veramente. Stare là mi è piaciuto tantissimo, quindi è una squadra che mi piace, quella che mi piace di più di Serie A, diciamo, d'Italia. Quindi diciamo sei tifoso del Napoli. Sì, mi piace il Napoli. E da piccolo invece tifavi e tifi San Lorenzo, invece chi era il tuo idolo da ragazzino, cioè quel giocatore a cui ti ispiravi tanto? E a me mi piaceva un giocatore, ma non era il mio ruolo, Romagnoli si chiama, era, quando era piccolo lo guardava sempre a lui. Era un trequartista che ha giocato pure qua in Europa, in Portogallo, penso, ma ha giocato di più lì in Argentina, quindi per me mi faceva impazzire perché giocava troppo bene. No, ma però di attaccanti argentini non ne mancano, io mi ricordo Crespo, Sì, Batistuta, sì, no, io li guardavo tutti, Crespo, Batistuta, tanti, Palermo c'era nel Boca, Martin Palermo, Palermo un animale, quanti quando ha gol ha fatto fatto? 4 gol in una partita. Sì, 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 buonissimo, troppo forte. Lautaro, ti diverti di più a vedere la Libertadores o la Champions League? Sono diversi, mi piacciono tutte e due, ma la Libertadores ha un fascino per i tifosi, perché quando giocano anche squadre di Argentina contro i brasiliani, è bellissimo, bellissimo. Eh, partitoni, partitoni. Sì, sono tutti derby. Però diciamo, quanto pagheresti per una partita alla Bombonera? Bello, bello, non lo so, tanto perché giocare lì sarebbe stato il massimo. Io ho giocato solo allo stadio del River,
allo stadio del Boca non ho giocato mai, quindi mi piacerebbe fare un'esperienza così, sarebbe il massimo. A proposito di piazze, diciamo, dal tifo caldo, qua ci scrivono, ti piacerebbe giocare nell'Icata? No, il Licata, certo, una squadra con un blasone, ha giocato a alti livelli, una piazza importante. Eh, certo, se lo chiamano con una squadra così, tu ci pensi, no? Ma ancora niente, non ho... Anche perché Radio Mercato, diciamo, ci dice che probabilmente, possibilmente, in corsa per la panchina dell'Icata, oltre a Pasquale Ferrara, tecnico del Sant'Agata, ci sarebbe anche Davide Boncore. Quindi diciamo che mi sa che questo tifoso ha fatto l'abbinamento Boncore-Lautaro. Certo, sì, Lo sì, ma seguirete, mister, ovunque vada. sì, vediamo, sì, lui per me è stato troppo buono, quindi se mi chiama andrei con lui perché questo anno mi sono trovato tanto tanto bene, quindi è un grande per me, è stato, era quello che io avevo bisogno di giocare, di essere protagonista, quindi lui mi ha dato questa opportunità, quindi abbiamo un bel rapporto. Tanto ci saluta anche Max Lucarelli, quest'anno vi siete sfidati in Biancavilla Troina. Sì, abbiamo giocato contro, troppo forte, troppo forte. Meno male che era in panchina, se no... Il Max è un grande, Mini Max lo chiamo io, Mini Max. Tra l'altro su Sì, Mini Max c'è anche un po' di mercato, diciamo squadre di Serie C, c'è anche l'IGA Virtus, c'è anche qualche Serie D, insomma si muove il mercato anche intorno a Max Lucarelli. Lautaro, invece, quanto è stato importante per te Mister Pagana? bene, lui mi ha portato in un momento che io avevo bisogno pure, quando era in Argentina era senza squadra. Prima ho parlato con Facundo che lui è stato il primo ad arrivare a Troina e lui gli ha fatto vedere i miei video a Pagana e loro mi hanno voluto. E niente, ho giocato tanto anche con loro in eccellenza. Dopo mi sono dovuto andare in Civilterra quando noi siamo saliti in Serie D e dopo sono rientrato di nuovo a dicembre per fare gli ultimi 6 mesi della Serie D, quella che abbiamo perso lo spareggio a Reggio Calabria contro la Vivonese. Quel campionato è stato, diciamo, storico, lì, anche se avevi davanti due mostri sacri come Diop e Vasquez, però, diciamo, le emozioni sono state tante, perché comunque, come una piccola realtà come Troina, non avete messo in difficoltà, ma avete addirittura fatto meglio, secondo me, della Vibonese, che in quel Sì, campionato non ci doveva essere, perché aveva, diciamo, aveva la squadra da Serie C fatta ormai. sì, no, noi avevamo un squadrone, penso che in una squadra avevamo due squadre perché quelli che non giocavano anche erano troppo forti, che potevano giocare titolari in qualsiasi squadra. Poi niente, abbiamo perso la finale perché ci hanno tolto un gol regolarissimo e niente, anche abbiamo perso punti perché avevamo vantaggio, perché ci sta, in tutto l'anno non è che puoi vincere tutte le partite da fila, quindi ma è stato un anno bellissimo anche perché giocare con gli amici che conosci da tanto, bello, dai, veramente bello. Intanto Mariano Del Collo ci scrive: raccontaci di quel giro col furgone per Troina. No, con il furgone avevamo un furgone che era all'inizio lì in eccellenza che stava distrutto, era vecchio, quindi niente, ci fermavano sempre i carabinieri, tutto, un casino. Ma chi era degli argentini quello che faceva più scherzi ai compagni? Il più No, giocherellone chi è? tutti scherzavano, ma Mariano è uno che gli piaceva scherzare tanto. Lo scherzo più bello qual è stato? O quello più cattivo, anzi, vogliamo sapere. No, lui faceva l'imitazione di Pepe Pagana, del presidente, no, un Via pazzo, lì. sì. Alla Mariana, alla prossima diretta ti invitiamo perché vogliamo queste imitazioni di Pagana. No, è troppo bello se lo fai, troppo bello. Glielo facciamo fare, glielo Va facciamo fare. bene, dai. Allora, dicevo, un'altra isola di Argentina adesso si è fatta da Cireale. L'altra volta vedevo proprio Rizzo che si allenava insieme a Ottvale, a Peppe Savanarola. Anche lì ad Acireale stanno facendo le cose per bene. Sì, lì mi raccontano i ragazzi che si sta bene, che la società vuole fare bene, quindi loro stanno contenti là e penso che la società
li vuole trattenere per questa nuova stagione. Ma se chiamasse Pagana? Vediamo, dobbiamo valutare perché sicuro Boncore anche chiama, vediamo. Ah, quindi ti chiameranno tutti gli allenatori, ti chiameranno, eh? Non lo so, non lo so, è quello che penso io, vediamo. Beh, intanto Joao Sosa, uno dei gemelli brasiliani, ci scrive: ma Lautaro resta o non resta a Torino? Diciamo che Joao, resta. che grande Joao. No, non lo so, non lo so perché ancora la società non mi ha chiamato per la nuova stagione, non mi ha detto nulla, quindi non si sa ancora. Diciamo che stai pensando soltanto alle vacanze in Argentina, però. Sì, ora, per ora è vacanza, mi alleno e per ora questo. Ma con Dopo si vede. Joao, com'è la rivalità tra argentini e brasiliani? Non c'è in No, no, Italia, eh? siamo amici, lui è un bravo ragazzo, un giocatore fantastico, siamo amici, no, non c'è rivalità. Ah, inutile chiederti chi preferisci tra Messi e Cristiano Ronaldo. No, Messi, tutta la vita, Diciamo, era una tutta la domanda vita. scema questa. No, tutta la vita Messi. E invece tra Messi e Maradona? Tu sei Ah, giovane forse per ricordarti Maradona. no, è difficile. Tutte e due, dai, tutte e due, troppo forti, troppo Ma forti. Abbiamo avuti due più forti al mondo, quindi ce lo vedi Leo in Italia? no, penso di no. Io non lo vedo. No, no, All'Inter, no. all'Inter magari. No, io lo vedo sempre al Barcellona, forse se ne va in Argentina a giocare al Newell's Old Boys, che è la sua squadra lì a Rosario, ma lo vedo al Barcellona sempre. Vabbè, già in Italia abbiamo Ezechiel Melillo, quindi non possiamo avere pure Messi, ragazzi, No, accontentiamoci. Bellillo, un'altra categoria troppo forte. Eppure Ezechiel, Mister Pagana ha detto che se avessi un po' di maturità in più, diciamo che eri meno giocherellone, potevi giocare anche in Serie A. Cioè, Mister Pagana, adesso vediamo che ci dice Ezechiel. Tu sei d'accordo che... Ma perché Mister Pagana mi diceva che andava su tutti i calci d'angolo, andava su tutte le punizioni, che voleva battere tutto lui. Diciamo che Ezechiel poteva giocare anche in categorie superiori, o no? Sì, sì, no, pure lui ha fatto la Serie A in Argentina con il Racing, Eh. è un giocatore di una categoria eccezionale, quindi può giocare dove vuole lui, non è un giocatore di una categoria, lui può giocare dove vuole. Un altro forte è Nicolas Rizzo, eh? Sì, Quest'anno ha anche fatto lo conosco da tanto, a Nico, ha giocato con me in All Boys, anche con Facundo, quindi anche un buonissimo giocatore, buonissimo, troppo Mi forte mi anche. immagino, mi immagino un tridente Rizzo, Melillo, Lautaro. Mamma mia, si vince il campionato a mani basse. Mamma mia, sarebbe il top, bellissimo. Intanto da Messina ci dicono che Ezechiel non si tocca. I tifosi giallorossi qua ci dicono il nostro fenomeno Ezechiel non si tocca, vorrei vedere. Cioè, uno come Melillo bisogna No, tenerselo stretto. certo, sì, 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 troppo Vabbè, forte. magari è Lautaro che raggiunge Ezechiel a Messina, chissà. Non lo so, vediamo. Magari. Non ti puoi sbilanciare su questo futuro. No, no, su questo non posso dire nulla perché non ho nulla di concreto, diciamo, quindi No, non chiaro. può. Però qual è il tuo sogno? Nel senso, adesso da più anni fai benissimo in Serie D, magari anche una Serie C non sarebbe male per uno come te. Sì, sì, il mio sogno è sempre stato da quando sono arrivato in Italia è arrivare tra i professionisti. Quello che ho fatto in Argentina, che ho giocato in Serie A, in Serie B, in Serie C, che era professionista, quindi lo voglio fare pure qua in Italia. Vediamo se arriva questa opportunità. Qual è un attaccante a cui ti paragoni? Magari se qualcuno non ti conosce dici, guarda, io assomiglio, per esempio, non lo so, a Immobile, io assomiglio E a può Inzaghi. darsi più immobile perché non è una punta che tu dici è ferma là, è uno più che si muove, che va agli spazi. Io sono uno più di movimento, diciamo, non sono uno che sto fermo. Quindi sei, diciamo, una classica punta moderna. La Sì, fortuna sì, la fortuna degli allenatori. sì, sì. Anche mi piace molto come gioca Lautaro, quello dell'Inter. Mi piace troppo, 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 troppo come gioca, come Da, giocatore. da un argentino all'altro pensi che andrà al Barcellona, Lautaro? Io penso di sì, lui lo potrebbe fare benissimo perché ha le caratteristiche anche di Suarez e con Messi si trova bene, quindi penso che lo potrebbe fare troppo bene là. Diciamo che è irresistibile il richiamo di Leo Messi. No, come fai? Come fai a dire di no al Barcellona? C'è Messi, c'è tantissimi giocatori forti, quindi è impossibile dire di no.
Però l'Inter, diciamo, è un club che come tradizione gli argentini, cioè a partire da Zanetti, poi Milito, Walter Samuel, diciamo una grande tradizione di argentini, anche Icardi stesso, una grande tradizione di argentini l'Inter. Sì, sì, tanti, Milito anche, Milito. tanti, tanti, tanti argentini. Ma qui gli argentini in Italia hanno fatto sempre, sempre bene. Questo per noi è bello perché quando arriva un argentino in Italia che non lo conoscono, ma c'ha a dire che sei argentino, con tutto questi giocatori forti che sono passati, ti vedono di un'altra maniera, no? Intanto Melillo ci scrive che tu sei quello che lo fa allenare anche d'estate col caldo, dice sei pazzo. Ah, sì, sì, noi ci alleniamo sempre. A me mi piace allenare molto, quindi per questo mi dici così che sono. Sei uno che non molla. No, no, mi piace allenare tanto. Tanto Luca ci ricorda anche di Cambiasso. Cambiasso mi sa che diventerà un grande allenatore, non so se... Io ho giocato con il fratello in All Boys, che lui è portiere, il fratello di Cambiaso. E ora è presidente della squadra. Anche lui troppo professionista, un grande, era il capitano, un bravo, brava persona. Ci racconti la tua esperienza lì a Gibilterra? Che calcio è? E a Gibilterra è strano, è un calcio, ci sono due serie, Serie A e Serie B, e ci sono 20 squadre, 10 in Serie A e 10 in Serie B. Dopo il campionato sono giri per 3 volte, ti incontri le squadre. Quello che vince il campionato fa il playoff di Champions League e quello che arriva secondo in classifica fa il playoff per l'Europa League. E dopo c'è una Coppa. Come sei finito lì a Gibilterra? Per un mio amico che ora si è connesso, l'ho visto, Dieguito, qua, Di Vito, eccolo. Diego Fuentes. Lui stava là giocando e niente, ho mandato i miei video a lui e lui mi ha fatto conoscere la dirigenza, allenatore, tutto e mi ha portato. Ci scrivono grande giocatore, ma soprattutto grande uomo, Lautaro. Mariano Russo, che grande, un saluto. Che animale quello. Ah, è Mariano Russo, il difensore ex Sì, attacca del Milazzo. sì, l'ho visto. Ciao Mariano, è un amico Mariano. Che grande Mariano. No, dicevo, in questo, intanto ti salutano anche qualcuno della famiglia Pagana, diciamo, chi è, a proposito di Pagana, chi è quell'allenatore a cui devi tanto? C'è un allenatore che ti ha dato tanto, che ti ha fatto crescere? E mi ha fatto crescere tanto un allenatore che ho avuto nell'All Boys, Montenegro, Alejandro, che lui è stato giocatore nel River Plate. Noi lì in All Boys, io l'ho conosciuto in primavera e niente, lui mi ha fatto imparare tanto, mi ha fatto giocare anche tanto e dopo di quell'anno che ho fatto con lui ho avuto l'opportunità di fare il ritiro con la prima squadra, quindi sempre mi sono trovato bene con lui. Mm. Invece, chi è quel difensore più forte che hai incontrato? Quello che quando dovevi affrontarlo già avevi paura? In Argentina ho affrontato a tanti che dicevo, questo ti ammazza, ti prende a gomiti, Perché ma lì, diciamo, è tosto come... sì, 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 lì non si scherza, ma anche qui in eccellenza, in Serie D, ci sono difensori che non ti lasciano in pace. Quest'anno poi ne hai affrontati tanti, che ai siciliani c'è Totò Maltese che è una grande bestia delicata. Una guerra con lui sempre. Però qualche gol diciamo che in giro l'hai fatto. Sì, sì, sì. Ma qual è quello più bello, quello a cui sei più affezionato? Il gol che tu dici questo non me lo scordo mai. E questo anno ho fatto uno bellissimo contro il Biancavila, ma non ci sono stati le riprese della partita, quindi non si può vedere più, ma è stato Vabbè, troppo bello il gol. Come? Non ho sentito. descrivicelo, raccontacelo. No, abbiamo fatto un fallo laterale veloce, Giacomo Fricano ha preso la palla veloce, me l'ha dato veloce a me, io ero defilato e al volo, al secondo palo, un bel gol. Ti sei divertito al Barbera contro il Palermo? Sì, sì, emozioni immense. Entrare in un stadio di Serie A con tanta gente, tante persone, dopo anche pareggiare la partita, è stato bellissimo. Certo, contro due rigori contro, Ricciardo e Sforzini si sono mangiati un rigore a testa. Sì, sì, ma Calandra è stato spettacolare, ha parato 2 rigori, anche ha parato 2 o 3 giocate eh, troppo buone. Diciamo che qualche cena l'avete offerta a Calandra dopo quella partita.
Sicuro, sicuro l'avranno chiamato tante squadre perché anche, soprattutto questo è stato bene, ma tante altre anche ci ha salvato tanto. Mm. In allenamento, con chi era il tuo compagno preferito? Quello che in partitella non potevi avere mai contro, diciamo, in allenamento? Io sono sempre insieme a Manu, che è l'altro ragazzo argentino, Manu Camacho, quindi Camacho. con lui eravamo sempre insieme, è un mio amico, quindi sempre insieme siamo. Già lui già mi conosce quando deve buttare il cross dove mi devo mettere, lui già lo sa senza guardarmi. A proposito di giovani del Troina, chi è che secondo te farà strada di questi ragazzini terribili che erano in rossoblu quest'estate, in questo campionato? No, tanti, tanti, perché c'erano ragazzi che avevano tanta voglia di allenarsi, di migliorarsi, quindi tutti possono fare strada, perché noi eravamo una squadra che lavoravamo tutti, quindi non c'è uno che dici non mi voglio allenare, no. Lì ci allenavamo tutti a 2000, tutti combattevamo per lo stesso obiettivo, quindi hanno un futuro immenso tutti. Intanto, non so se hai letto l'altra volta, abbiamo scritto della notizia di Dacunè che è cercato da Palermo e Piacenza. È davvero forte Zaccaria, eh? Sì, Sagaria è anche tosto, è uno È un che Rottweiler. sì, non ti lascia mai, corre tutti i 90 minuti, è uno che in centrocampo aiuta molto, si sacrifica tanto anche, un bravo ragazzo, merita anche queste chiamate. Speriamo possano concretizzarsi. Intanto Toto Maltese ci stava seguendo in diretta e ci ha scritto che diciamo che in campo vi siete picchiati tanto, ma poi è finita tutto lì e comunque vi conoscevate perché avete dormito insieme una notte quando eravate, diciamo, in prova alla Propatia. Ti abbraccia. Sì, 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 ci siamo conosciuti tanti anni fa con lui, ma sì, è tutto nel campo, tutto rimane là, ma è sempre così nel calcio. Ma Totò poi è uno sincero, è uno, diciamo, di cuore. Lui dà tutto in campo, diciamo, non guarda in faccia a nessuno, però quando finisce Totò è la persona più buona del mondo. Diciamo, è un pitbull buono, Totò. Sì, sì. Ma questo provino alla Propadia com'è andata? È andata male? No, ma anche come ti ho detto, in questo periodo io avevo girato tanto, ma non avevo i documenti, quindi per me era difficile. Ho girato, sono stato alla Pro Patria, dopo sono stato al Napoli, ho girato tanto, quindi per questo io non mi potevo tesserare, anche se era minorile dovevano venire i miei genitori a vivere in Italia, era un po' un casino in quel periodo, tutto. Vabbè, diciamo che ti potrai rifare nell'immediato futuro. Speriamo nelle chiamate giuste tra quest'estate e comunque nelle prossime stagioni. Sì, speriamo bene, dai. Intanto il nostro Luca ci chiede, senza stop del campionato, dove poteva arrivare questo Troina. No, io penso che facevamo i playoff, io ci credevo perché eravamo tutti mentalizzati, tutti volevamo questo e volevamo giocare i playoff, dimostrare che anche con una squadra giovane, una squadra che di un budget troppo limitato, perché era il più basso della Serie D, potevamo raggiungere questo playoff e io ci credevo. Un peccato non averli potuti disputare. Sì, sì, un peccato veramente perché volevamo questo, volevamo giocare fino alla fine. Diciamo che quest'anno le siciliane nel girone si sono fatte rispettare perché mi viene in mente il Città di Messina, scusami, l'FC Messina, il Palermo, il Troina, ma cioè, anche tante squadre, la Cireale hanno fatto benissimo e cioè, praticamente c'erano solo siciliane lì su in classifica oltre a Savoia. Sì, sì, le squadre siciliane sempre sono forti perché il calcio qua è troppo forte, è come in Sud America, troppo sentito, anche tanti tifosi, quindi le squadre siciliane sono forti ovunque. Qual è il campo invece quello che ti ha appassionato di più, diciamo come tifosi, quello che ti ha impressionato di più? Il Magari Giuliano mi ha impressionato il Giuliano, tanti tifosi quando siamo andati là. Mi ha lì, impressionato perché io lì non li conoscevo, non conoscevo la squadra, niente, mi ha impressionato. Lì in Tanti Campania ci tifosi. sono sempre campi caldi, mi ricordo, non so se hai avuto mai l'occasione di giocare a Cava contro la Cavese, No, no, non ho giocato perché mai. forse già era in Serie C la Cavese, ma mi ricordo, cioè la Cavese aveva dei tifosi eccezionali, questi campi del sud, diciamo che la differenza tra sud e nord è proprio quella, nella passione dei tifosi, però per un giocatore è importante avere questo, cioè per esempio riprendere a porte chiuse sarebbe un orrore. Sì, è bruttissimo perché sembra un amichevole, non è lo stesso, non lo senti come quando c'è il pubblico, è un'altra cosa diverso di tutto.
Allora, siccome ci chiedono di nuovo se verrai a Dicereale, diciamo che io non te lo chiedo, però lo chiederò ad Agatino Chiavaro, magari più tardi chiedo il direttore sportivo. Invece te lo ricordi Chiavaro quando giocavate insieme? Era un grande difensore, Sì, 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 lui già era troppo esperto, ha fatto l'ultimo anno a Troina, quindi lui già sapeva come muoversi prima di tutti, quindi aveva il campo nella testa. Davvero Non- un lancio alla Richelme. Sì, sì, un bel calcio, vero? Mm. Ma te l'aspettavi che facessero questa strada così importante, sia Pagana, sia Chiavaro? Cioè, stanno facendo una grande No, carriera. sì, no, no, sì, sono troppo molto preparati, quindi alla gente che si prepara, che studia, che fa bene, le arrivano sempre cose positive, cose buone. Allora, Taro, chiudiamo con un tuo sogno nel cassetto. Qual è Come? Chiudiamo chiedendoti qual è il tuo sogno nel cassetto. No, come te ho detto, il mio sogno è arrivare a giocare tra i professionisti nel livello del calcio, dico, e dopo il sogno personale mio è poter portare la mia famiglia qui in Europa, sia in Italia sia in Spagna, così li ho più vicini. Questo ti fa onore. Lautaro, Sì, dobbiamo chiudere. Io starei ore ed ore ad ascoltare voi tifosi argentini. Da buon interista, diciamo, io impazzisco per voi argentini, quindi starei qua ore e ore. Però, diciamo, abbiamo dei tempi tecnici. Io ti ringrazio, sei stato carinissimo, sei stato gentilissimo. Grazie, Bomber. grazie a te Vittorio. Ti auguro il meglio. Ci sentiamo presto, così diamo su Gol Sicilia qual è la tua prossima destinazione. Va bene Vittorio, tante grazie. Un Tante abbraccio, grazie. in bocca al lupo, Bomber. Saluto tutti quanti Abbraccio. che ci hanno seguito. Grazie a tutti, ragazzi. Vi rinnovo l'appuntamento sabato col prossimo salottino di Gol Sicilia. Poi 24 ore su 24 il nostro sito aggiornato. Tra poco vi daremo news anche sulla Sicuro Leonzio. Ciao ragazzi, ciao Bomber. Ciao 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 a tutti.